Questa è la via Barone. Siamo ad Agrigento, nel suo centro storico, scrigno di alcune delle più importanti attrazioni culturali e turistiche. In via San Vincenzo la segnaletica indica il percorso da fare. In via Atenea oppure Santa Maria dei Greci ed anche la cattedrale. Il degrado lo vedete dalle immagini. A documentarlo nella sua pagina Facebook il movimento culturale Il Centro Storico di Agrigento. Due dei componenti, Giuseppe Sanzeri e Mattias Lopilato, segnalano così quello che i turisti sono costretti paradossalmente ad apprezzare. Prima di giungere a destinazione, in salita a San Vincenzo, dove c'è l'ex Palazzo Schifano, rifiuti abbandonati, sterpaglie, calcinacci e tubi, ma soprattutto il pericolo di crollo di un cornicione. Non solo il degrado, ma anche la non sicurezza per chi da lì si trova a passare. I due componenti del movimento culturale, il Centro Storico di Agrigento, hanno immediatamente segnalato e lamentato quanto visto e documentato all'amministrazione e in particolare all'assessore Gabriella Battaglia. Risultato, la zona è stata interdetta. Questo è il commento a caldo di Lopilato e Sanzeri. Ancora una volta ci troviamo ad essere in prima linea per la difesa del nostro amato centro storico. Abbiamo cercato, proseguono, di evitare il peggio. Qualcuno poteva o potrebbe farsi male, non sarebbe il primo crollo del resto. Poi concludono, il nostro centro storico ha bisogno di attenzioni concrete e non di chiacchiere. Noi giovani cercheremo di stare sempre in prima linea per difenderlo. A questo punto sorge spontanea la domanda: come pensa Agrigento di investire sul turismo e non preoccuparsi della sicurezza delle strade?